Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Bruciano ancora i rifiuti e le plastiche alla Ecomac di Augusta. Lo spegnimento complicato da caldo e vento, ma i cittadini snobbano l'ordinanza di rimanere al chiuso contro la nube tossica. Il sindaco di Mare: non faccio lo sceriffo, ma il prefetto di Siracusa ordina controlli per l'eventuale presenza di diossina nelle coltivazioni. Tortura a Catania, 3 giovani arrestati per aver legato, picchiato e rasato capelli e sopracciglia a un giovane in una stalla abusiva al villaggio Sant'Agata. Vittima uno spacciatore punito per un debito. Palermo, saracinesca abbassata per protesta nella cioccolateria che domenica ha subito una spedizione punitiva con tanto di aggressione al personale dentro il locale davanti ai clienti terrorizzati. La serrata conferma dell'esasperazione degli esercenti per le quotidiane violenze nel centro di Palermo. Taormina attesa per la decisione dell'Assemblea regionale sulla permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica all'ospedale San Vincenzo. Ansia e speranza nelle famiglie dei piccoli ammalati, in presidio all'esterno della struttura sotto il sole cocente. Trasportata oggi a Palermo per l'autopsia la salma di Aurora Maniscalco, l'hostess per la cui morte a Vienna è indagato il fidanzato per istigazione al suicidio. Il Basian era già inchinato di 15 gradi e di fatto imbarcava acqua ancora prima della tempesta. È la tesi dei consulenti della Procura di Termini Imerese. Sul perché dell'anomalia, l'ex PM di Palermo Ingroia avanza un'inquietante ipotesi. Musica a Catania, incontro con Idda, giovane artista indipendente che spopola nella rete. Cantando in siciliano ha conquistato Spotify con un brano reggaeton dal ritmo travolgente. Calciomercato, il Palermo ha ufficializzato l'acquisto del difensore Tommaso Augello. In Serie C è caldo l'asse tra Catania e Cesena per il mercato in entrata dei rossazzurri, 12 al momento i colpi del Trapani. Dunque bruciano ancora i rifiuti e le plastiche alla Ecomac di Augusta. Nello stabilimento in fiamme, decine e decine di vigili del fuoco al lavoro, oltre alla protezione civile, ma le operazioni di spegnimento sono complicate da caldo e vento. Francesco Aloi. A distanza di giorni qui tutto continua a bruciare, lo vedete alle nostre spalle, i fumi dell'incendio che ancora non è stato totalmente estinto. Da sabato scorso è un via vai di mezzi in arrivo anche da altre province. Con queste ruspe si smuovono le balle di plastica, così da poter fare arrivare l'acqua ovunque e domare i focolai. Le operazioni di spegnimento sono ancora in fase di svolgimento, come potete vedere. Abbiamo diverse squadre che operano da parti della Sicilia diverse, come Catania, Messina e Ragusa. Caldo e vento non aiutano. Sicuramente no, come come l'emergenza antincendi boschivi, che comunque ci rende complicato ancora di più il nostro lavoro, però proviamo a fare sempre del nostro meglio. Un po' tutti i comuni dell'Interland sono interessati da questi fumi, cattivi odori davvero irrespirabili. Nemmeno la mascherina serve, la percezione è davvero bruttissima. Nel frattempo l'azienda sta pensando a come aiutare i comuni che qui conferivano i rifiuti differenziati. Già da ieri abbiamo individuato degli impianti che ci stanno venendo a supporto per dirottare i conferimenti, quindi stiamo mettendo in comunicazione il comune con l'impianto che ha dato disponibilità in modo da far conferire la differenziata in altri impianti e non bloccare la raccolta cittadina. Ricordiamo che la stessa azienda aveva avuto lo stesso incendio nel 2022, esattamente 3 anni fa appena, ma non ci sono scene da lockdown ad Augusta.
I cittadini snobbano l'ordinanza di rimanere al chiuso contro la nube tossica e il sindaco Di Mare deve prenderne atto, dice: ho l'obbligo di tutelare la salute ma non faccio lo sceriffo. Ma intanto il prefetto di Siracusa ordina controlli per l'eventuale presenza di diossina nelle coltivazioni. Tonino De Mana. È una mattinata come tutte le altre ad Augusta, con le strade intasate dalle auto e la gente in giro. Chi si aspettava scene da lockdown per l'ordinanza di rifugio al chiuso emanata dal sindaco per i rischi derivanti dalla nube tossica è rimasto deluso, noi compresi. Insomma, liberi tutti e tutti senza dispositivi di protezione, come dimostrano le immagini e come confermano i nostri intervistati, fin troppo abituati ad essere sottoposti a pericoli ambientali. Ne ho prese tante cose dall'industria, 40 anni di stabilimento, turnista a Oia, anzi sono fortunato che ancora sono in vita. Il sole picchia, la temperatura si aggira intorno ai 35 gradi ed allora si cerca il refrigerio sotto gli alberi. Nell'aria ci sono tante altre cose però purtroppo, quindi penso che dovremmo stare allora con la mascherina perennemente. Non la sta rispettando l'ordinanza? No, non lo sapevo che era anche oggi. Il sindaco Di Mare sottolinea l'importanza dell'ordinanza a tutela della salute, ma prende atto che in molti sono i trasgressori. Noi abbiamo dato l'indicazione di quello che andrebbe fatto, poi ognuno deve avere il buonsenso di farlo o non farlo, ma non può non farlo, le ordinanze si rispettano, è chiaro che non ci sono gli sceriffi in giro. Sospese solo sulla carta le attività all'aperto, poi l'attenzione si sposta alla Ecomac, il primo cittadino di Augusta non le manda a dire. 2 eventi uguali in così poco tempo non sono altro che l'indice che lì qualcosa non funzioni. E c'è attesa per le analisi dell'ARPA sulla qualità dell'aria. La relazione dell'ARPA arriverà, penso ancora mancherà una settimana, 10 giorni, perché la valutazione delle diossine è molto più complicata rispetto alle altre misure. Intanto il prefetto di Siracusa, Giovanni Signer, ha dato disposizioni all'ARPA e al comando carabinieri del NOE per verificare la presenza di diossina nelle coltivazioni in seguito all'incendio allo stabilimento Ecomac. E malgrado l'indifferenza dei cittadini, l'incendio di Augusta diventa un caso nazionale. Il rogo non può essere considerato un episodio isolato né trattato con superficialità, dice la senatrice Ternullo, che ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente. E intanto i controlli dell'ARPA, come sentivate poco fa, l'Agenzia regionale per l'ambiente, potrebbero concludersi venerdì. Orazio Longo. Il rogo di Augusta diventa questione nazionale dopo l'interrogazione presentata dalla senatrice Ternullo al Ministro dell'Ambiente. Un episodio che non può essere considerato isolato né trattato con superficialità, spiega Ternullo. È il caso anche di farlo diventare sì appunto un caso nazionale, anche perché stiamo parlando non solo di diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche e soprattutto diritto alla salute. Mi sono sentita in dovere di presentare appunto l'interrogazione dove chiedo al Ministro se ritiene opportuno adottare norme più severe per questi siti privati, mandare delle ispezioni da parte dell'ISPRA, quindi effettuare dei controlli a campione, capire se si riesce opportuno anche aggiornare tutta la mappatura dei siti. Intanto proseguono i controlli dell'ARPA per stabilire se vi sia presenza di diossina nell'aria. Doppi turni di lavoro per effettuare le estrazioni anche di notte, spiegano dall'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente. Analisi che hanno bisogno però di tempi tecnici specifici. Un riscontro definitivo potrebbe arrivare entro venerdì. Adesso le altre notizie. È Catania, spacciatore torturato per un debito di droga. In 3 arrestati per aver legato a una sedia, picchiato e rasato testa e sopracciglia a una giovane in una stalla abusiva al villaggio Sant'Agata. Tonino De Mana. Prima il sequestro di uno smartphone, poi l'agghiacciante riscontro della violenza. 3 catanesi sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa con l'accusa, in concorso tra loro, di tortura. In manette sono finiti Cristiano Rungo, 25 anni, Paolo Simone Scuderi, 36 anni ed Orazio Guerino, di 22. L'attività investigativa avviata agli inizi di giugno si è concentrata al villaggio Sant'Agata, dove era fiorente l'attività di spaccio. Proprio in quest'ambito i militari dell'Arma, dopo aver estrapolato il video dal cellulare di Rungo, hanno scoperto
scoperto un grave episodio di cronaca risalente al 29 maggio scorso. I 3 indagati avrebbero infatti preso parte con diversi ruoli ad una brutale aggressione avvenuta in una stalla abusiva ai danni di un giovane a sua volta coinvolto nel traffico di stupefacenti. La vittima sarebbe stata legata ad una sedia e poi percossa con un frustino e a mani nude e al contempo costretta a subire la rasatura del capo e delle sopracciglia allo scopo di punirla per un presunto ammanco di denaro riconducibile allo spaccio di droga. Rungo, Scuderi e Guerino sono stati rinchiusi nel carcere catanese di Piazza Lanza. Violenza su violenza. A Palermo un locale del centro storico oggi è chiuso per protesta dopo aver subito un raid punitivo. La titolare ai nostri microfoni dice: siamo stanchi di avere paura per questo teppismo quotidiano. Marco Gullà. Saracinesche abbassate, locale chiuso. A Palermo la singolare protesta di un locale nel centro storico. La cioccolatteria Lorenzo oggi è rimasta chiusa dopo un episodio di violenza che si è verificato nella giornata di domenica. Una spedizione punitiva forse per un cassonetto posizionato male e staff e clienti sono stati costretti a barricarsi dentro. Un gruppo di persone ha fatto irruzione all'interno appunto della cioccolatteria, aggredendo alcuni membri dello staff presenti in quel momento. Tutto davanti ai clienti terrorizzati dall'accaduto. Oggi chiudiamo perché ci sentiamo sfiniti, si legge in un post dei titolari su Facebook. Per la notte in ospedale, le ore in caserma, il tempo passato a contenere la paura, a ricompattare i pensieri. La titolare inoltre parla così ai nostri microfoni. Quello che viene fuori in realtà da questa vicenda è che è poi lo specchio di altre che si verificano in questo momento in città, è che ci sia un'esplosione di rabbia e di violenza assolutamente immotivata rispetto a quelle che possono essere le origini di un fatto. Gli aggressori sarebbero entrati armati di tirapugni e con l'intento ben preciso di picchiare. Siamo venuti fuori da questa vicenda profondamente addolorati perché sono rimasti coinvolti i nostri dipendenti, i nostri amici, verso cui ci sentiamo anche responsabili, perché le minacce erano direttamente rivolte a noi come persona fisica, come famiglia, come titolari di un'attività, e quindi sì, c'è stanchezza, c'è preoccupazione, c'è paura, c'è senso di impotenza, ci sono tutte queste cose. C'è chi propone di esporre i lenzuoli bianchi nei balconi, come negli anni caldi delle stragi di mafia. A Taormina adesso, oggi la sesta commissione salute dell'Assemblea regionale può prendere una decisione determinante per la permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica all'ospedale San Vincenzo. L'attesa dei genitori dei piccoli pazienti in presidio sotto il sole a Taormina con Francesco Triolo. Sono ore di attesa per i genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. A Palermo oggi è in programma una riunione della sesta commissione salute dell'ARS con all'ordine del giorno la rete sanitaria regionale. L'inserimento del CCPM proprio nella rete sanitaria significherebbe la permanenza della struttura di eccellenza all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Io credo che ci sia questo documento del Ministero che verrà seguito, interpretato e ci darà sicuramente un percorso di chiarezza per tutte le componenti, sia mediche che politiche. All'esterno dell'ospedale prosegue il presidio del comitato dei genitori, nonostante il caldo asfissiante, che certo non aiuta. Se lo sanno che i giochi sono stati fatti, perlomeno ci dicano qualcosa per farci qualcosa di scritto, che così noi ci possiamo distaccare da qua. I genitori restano in attesa di notizie da Palermo e se dovessero essere positive sono pronti a smontare il gazebo con rinnovata fiducia. Sì, siamo un po' sfiancati. Onestamente bisognerebbe trovare una comunicazione, qualcosa che possa dare serenità per continuare a lavorare in questo contesto. Torniamo alla cronaca. Trasferita oggi a Palermo per l'autopsia la salma di Aurora Maniscalco. L'hostess per la cui morte avviene è indagato il fidanzato per istigazione al suicidio. Marco Gullà. La salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal terzo piano del suo alloggio a Vienna, tornerà a Palermo nel pomeriggio. Al fidanzato di Aurora è stato notificato un avviso di garanzia per istigazione al suicidio. La procura palermitana, a cui l'avvocato Alberto Raffadala ha presentato un esposto, ha disposto l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni al Policlinico. Poi il caso passerà alla procura di Roma. L'autopsia è un atto irripetibile che la magistratura viennese ha negato, sostenendo che
che la hostess si è suicidata. La procura austriaca aveva chiuso subito il caso, parlando appunto di suicidio, ma la procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ha iscritto nel registro degli indagati il fidanzato della giovane con l'ipotesi di istigazione al suicidio. Quella notte Elio Bargione, di 27 anni, anche lui palermitano, era con la ragazza in casa quando lei è caduta dal terzo piano. Alcuni parenti della ragazza hanno raccontato che Aurora non era serena e che la sua relazione con il fidanzato era tormentata. Nei giorni precedenti alla morte c'era stata una lite tra i due, nessuno di noi crede che si sia trattato di un suicidio. Aurora viveva nella capitale austriaca da circa 3 anni dopo un'esperienza in Croazia. Il prossimo 15 luglio, nel giorno in cui a Palermo si festeggia Santa Rosalia, la ragazza avrebbe compiuto 25 anni. Il Basian era già inclinato di 15 gradi e quindi imbarcava acqua ancora prima della tempesta. È la tesi dei consulenti della Procura di Termini Imerese. Ma perché era inclinato? È la domanda che si è posta anche l'ex pubblico ministero di Palermo Ingroia, che propone e avanza un'inquietante ipotesi all'origine della sciagura. Orazio Longo. Secondo i consulenti della Procura di Termini Imerese, lo scafo sarebbe stato inclinato di 15 gradi ancora prima che la tempesta si abbattesse sulla zona. C'è da capire però perché il super yacht di lusso si trovava in quella posizione, perché stesse di fatto già imbarcando acqua. Errore umano? Possibile, tant'è che con l'accusa di naufragio per la tragedia, costata la vita a 7 persone, tra cui il miliardario Mike Lynch e la figlia, sono indagati il comandante Catfield, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia. Ma un'altra tesi potrebbe affacciarsi sullo scenario. A ipotizzarla l'ex PM Antonio Ingroia, che si chiede come sia possibile che un'imbarcazione di quel tipo sia potuta affondare in pochi minuti quando altri natanti presenti nella zona e decisamente meno sofisticati siano rimasti comunque a galla. Intanto, perché si è scelto Porticello come porto dove attraccare? Perché non in un porto più grande e più sicuro come Palermo o Termini Imerese? Forse c'è qualcosa in quel porto che attirava, è un porto che è stato porto della mafia, porto di interesse dei servizi segreti, dove sono fatti tanti incontri riservati nel passato. Come mai sono rimasti vivi tutti i membri dell'equipaggio, quasi tutti tranne il cuoco, e sono morti tutti gli ospiti della nave? E soprattutto, come mai alcuni sono morti per asfissia? Certo è che se il veliero fosse stato in piena efficienza, l'affondamento sarebbe stato alquanto improbabile, spiegano gli investigatori. Una conferma dell'ipotesi formulata dalla Procura di Termini Imerese, dunque, che parlò di un'incredibile catena di errori umani. Ma questo è ancora tutto da verificare. Palermo, clima sempre più teso all'Assemblea regionale siciliana dopo che la Guardia di Finanza si è presentata per la terza volta in poche settimane per acquisire documenti. Manlio Viola. La Guardia di Finanza entra all'ARS ed è la terza volta nelle ultime settimane. I Baschi Verdi avrebbero acquisito documenti sui finanziamenti stabiliti con il maxi emendamento alla legge finanziaria del 2024, le norme ormai note come legge Mancetta. E gli uffici dell'ARS avrebbero consegnato la documentazione richiesta, nonostante la Costituzione metta al riparo dalle indagini il processo di formazione delle leggi. Un tema delicato, ma che rischia di invalgare legalmente l'acquisizione di qualsiasi documento. Il clima però è tale che nessuno ha avuto il coraggio di dire di no, preoccupandosi del linciaggio mediatico che ne sarebbe seguito. L'inchiesta sulla presunta corruzione in Assemblea regionale siciliana dunque va avanti, mentre si attende ormai da un giorno all'altro l'istanza di rinvio a giudizio nei confronti dell'assessore al turismo Elvira Mata, che ieri ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini del suo segretario dimissionario da ieri pomeriggio, dell'imprenditrice Marcella Cannariato, che dopo essersi dimessa dal Teatro Massimo ha lasciato gli incarichi anche nella Fondazione Dragotto e nella società di brokeraggio di famiglia. Sul fronte politico si spacca il fronte progressista invece. In un documento ufficiale firmato dalla sinistra non rappresentata all'ARS, quindi ABS, Sinistra e Verdi, insieme all'unico deputato di controcorrente Ismaele Lavardera, si chiede a PD e 5 Stelle di essere più duri e sostenere l'esigenza di dimissioni di Amata, ma anche e soprattutto di Calvagno, perché l'ARS con lui presidente e in questo clima rischia la paralisi totale. È morto a Palermo il giornalista Alberto Stabile, la memoria storica di 30 anni di guerre e controversie in Medio Oriente. Nato a Trapani 78 anni fa, aveva cominciato come cronista al quotidiano L'Ora, passato Repubblica, era stato a lungo corrispondente da Beirut, collaborando anche con l'Espresso per anni.
Stabile ha organizzato tra l'altro anche tanti incontri culturali e spettacoli a Favignana a cui era molto legato. Siamo alla musica a Catania e incontriamo una giovane artista indipendente che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. Si chiama Idda, proprio in siciliano, e canta in siciliano e ha conquistato con Spotify un brano siculo reggaeton dal ritmo travolgente, un seguito di Vastissimo. Eva Spampinato. Il dialetto siciliano non è mai stato così internazionale. Un tempo ci provava Rosa Balistreri, voce ruvida e potente che portava le ferite e la poesia della Sicilia nel mondo. Oggi quella strada la percorre una nuova generazione. Io mi ispiro un sacco a Rosa e il fatto che lo posso portare attraverso anche la musica moderna, secondo me è una benedizione, un blessing. Lei è Idda, al secolo Valeria Romeo, catanese, 21 anni, produttrice indipendente con la sua Taculia e la prima artista italiana a entrare in una playlist globale di Spotify con una canzone in cui mixa lo stile Dembow, il ritmo esplosivo del reggaeton, ai testi in dialetto catanese. Il siciliano è una delle lingue forse più semplici con cui scrivere con tutti questi generi musicali, perché è proprio la rima, il sonetto. Idda, lei, in dialetto simbolo di forza e femminilità, mescola suoni latini, pop e folk siciliano portando sul beat la lingua della sua terra. Con Cunta ha raccontato leggende dimenticate, con il nuovo progetto Sacramento invece parlerà dei canti tradizionali siciliani e ho fatto tutta questa ricerca, ho unito tantissimi canti insieme che sono religiosi, del lavoro, li ho uniti insieme e li ho mescolati a dei generi moderni come ad esempio il pop, il reggaeton, l'afrobeat, per cercare di riuscire a portare in vita di nuovo questi canti. Valeria, supportata da mamma Maria, unisce il Sicilian Power al Girl Power. Parla di indipendenza, violenza sulle donne e riscatto femminile. La sua è la voce di una nuova generazione che canta il passato guardando al futuro, senza mai dimenticare le sue radici. Viva Idda! Facciamo la nostra pausa subito dopo il calciomercato con il Palermo che ufficializza Augello e il Catania è interessato all'asse con il Cesena. Vi aspetto fra pochissimo. Squadre siciliane all'opera sul mercato ufficiale, Augello al Palermo. Il Catania insegue diversi giocatori di Toscano, a Trapani doppietta di difensori per il presidente Antonini, servizio di Francesco Triolo. Il Palermo ha ufficializzato questa mattina l'acquisto di Tommaso Augello. Il difensore si è liberato dal Cagliari e si è legato al club rosanero con un contratto pluriennale. Il Palermo adesso prova a stringere per Elia. La trattativa sembra definita, ma manca ancora l'ufficialità. E allora il DSO si sta valutando alternative come Emanuel Ghiasi, esterno offensivo di 31 anni attualmente all'Empoli, e piace molto anche Simone Zanon, classe 2001, in forza alla Carrarese. E l'asse tra Catania e Cesena invece è la pista più calda di questi giorni per il mercato in entrata dei rossazzurri. Risaputo della trattativa per Pieraccini e dell'interessamento per Donnarumma, il club etneo segue un altro giocatore che faceva parte di quel Cesena allenato da Mimmo Toscano che ottenne la promozione in Serie B. Ivan Barone, 32 anni, centrocampista centrale che lo scorso anno ha collezionato 36 presenze e 5 reti con la maglia dell'Ascoli. Solo un semplice sondaggio, almeno per il momento, invece per il trequartista Michele D'Ausilio, 25enne dell'Avellino. In avanti, dove dopo il congedo di Inglese servono almeno 2 attaccanti di spessore, una ipotesi è quella di Riccardo Tonin, punta 24enne del Pescara, messosi in luce durante i playoff vinti dalla squadra dei Baldini. Altro nome è quello dell'argentino Galo Capomaggio, centrocampista del Cerignola, su cui c'è anche la Salernitana di Daniele Faggiano. 12 gli acquisti al momento del Trapani, gli ultimi 2 in ordine cronologico, i difensori Stefano Negro dal Cittadella ed Emanuele Salines dal Foggia.
E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per le 20 come al solito, buon pomeriggio.